conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, è passata un'altra settimana e il Lecco è pronto a scendere di nuovo in campo. Siamo già alla 15ª giornata di Serie C, il campionato davvero non dà tregua, i ritmi sono serrati, si gioca ancora e questa volta si gioca in trasferta a Gorgonzola sul campo della Giana Erminio. Quindi dicevo 15ª giornata, un'altra partita importante sul cammino dei blucelesti che arrivano tra l'altro da uno scialbo pareggio, un 1-1 che ha lasciato molti tifosi delusi perché chiaramente tutti si aspettavano qualcosa di più dalla squadra di Volpe in casa contro una squadra comunque alla portata, sicuramente tutt'altro che una corazzata, però ecco è passata un'altra settimana, è il momento di lasciarci questa partita alle spalle e di pensare a quello che appunto verrà a breve, perché il Lecco comunque è reduce da una settimana di lavoro intenso, la prima vera settimana con Gennaro Volpe in panchina, perché lo sapete prima tra partite comunque molto ravvicinate e il fatto che il tecnico era stato squalificato nel match contro l'Alcione non c'era stata in realtà la possibilità di un lavoro costante e continuativo agli ordini del nuovo tecnico, del sostituto di Baldini. Questa volta invece è stato possibile e Volpe insieme al suo staff ha avuto la possibilità di alzare i ritmi di lavoro, di spingere i ragazzi a correre molto di più. Lo abbiamo visto anche noi di LCN Sport, che ovviamente abbiamo partecipato all'allenamento aperto alla stampa nel pomeriggio di lunedì, in cui abbiamo avuto occasione anche di scambiare 4 chiacchiere con Battistini, che ha parlato anche del cambio di allenatore, della scossa che comunque ha dato alla squadra, del fatto che ormai tutti si devono prendere responsabilità. Quindi dicevamo si sono alzati i ritmi e Volpe ha avuto la possibilità anche di testare la tenuta fisica e mentale dei blucelesti, dicendo poi oggi in conferenza stampa alla vigilia del match che appunto il Lecco ha bisogno soprattutto di aumentare anche proprio la tenuta fisica e mentale per non uscire mai dalle partite, perché uno dei difetti che ha palesato il Lecco in questa prima parte di stagione è quella di non saper reagire magari ai momenti di difficoltà, di perdere quella compattezza che magari aveva comunque dimostrato in alcuni momenti, perché comunque ogni partita è fatta da tante partite e il Lecco ha proprio bisogno di mantenere questa unità di intenti interna e questa compattezza che poi serve, fondamentale per vincere le partite. Volpe tra l'altro ha chiesto alla squadra pubblicamente di mantenere l'atteggiamento giusto, di non sbagliare l'approccio nella partita contro la Giana Erminio, perché sarà fondamentale partire con il piede giusto. E poi si è appellato in generale ancora appunto ai suoi ragazzi dicendo che l'unica medicina in questo momento è il lavoro, perché comunque il Lecco ha una proprietà solida, importante e ha una piazza, un tifo altrettanto importante, che quindi meritano una squadra che possa ambire a una posizione di classifica sicuramente migliore rispetto a quella attuale, che non soddisfa granché ovviamente la piazza. Come arriva quindi il Lecco alla partita contro la Giana Erminio? Arriva innanzitutto con 3 assenze importanti. Una in realtà la sapevamo già, quella di Artur Ionizza, che è impegnato in nazionale con la Moldavia, dovrà saltare quindi questa partita, e lo farà anche Jan Zuberek, a sua volta impegnato con la Polonia Under 20, quindi 2 assenze importanti, soprattutto quella di Ionizza, che ormai è un leader di questa squadra, riconosciuto come tale anche da Volpe. A queste assenze si è aggiunta poi quella nelle ultime ore di Beghetto, che ha rimediato un fastidio muscolare, un piccolo problema, non dovrebbe essere di grave entità, ma appunto non potrà essere a disposizione per il match di domani. Beghetto, lo sapete, ha perso un po' di terreno nelle gerarchie della squadra bluceleste con l'arrivo di Volpe, ma comunque poteva essere quantomeno un rinforzo poi a gara in corso. Domani non ci sarà nemmeno lui.
Tra l'altro da sottolineare un dato non indifferente, cioè che il Lecco appunto gioca in trasferta e in trasferta non vince da più di un anno. L'ultima volta era il 29 ottobre 2023, il Lecco era ancora in Serie B e ci fu una vittoria bellissima, straordinaria, memorabile allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Ci sarà quindi anche questo piccolo grande tabù da sfatare, ma al di là di questo domani sarà davvero importante per il Lecco andare a caccia di una vittoria. Lo sa anche Gennaro Volpe, che però sa anche di non dover fare assolutamente calcoli e di non sottovalutare nemmeno una squadra apparentemente alla portata come la Gian Erminio. Vi faccio sentire subito le sue dichiarazioni in conferenza stampa per farvi capire un po' il mood con cui arriva a questa partita. Io non do mai niente per scontato, per me le partite hanno sempre un coefficiente di difficoltà e bisogna sempre affrontarle tutte con ferocia, con la voglia di far punti sempre, però c'è un avversario che va rispettato assolutamente. Io non credo ai periodi, al fatto che il Gian ha vinto l'ultima partita e noi non l'abbiamo vinta, l'abbiamo pareggiata, quindi dal punto di vista psicologico penso che mentalmente in questo momento siano avanti loro rispetto a noi. Noi chiaramente non dobbiamo avere l'assillo del risultato, ma dobbiamo avere l'assillo di essere attenti, concentrati e di avere una grossa forza mentale e di approcciare bene. Non dobbiamo sbagliare atteggiamento, perché l'atteggiamento in campi come quello di Gorgonzola sarà fondamentale. Dobbiamo pareggiare la loro voglia, la loro determinazione e poi viene il resto. Quello è una cosa che non dobbiamo assolutamente sbagliare, senza sottovalutare nessuno, perché le partite per me sono tutte difficili. Il Lecco quindi si prepara a scendere in campo sul terreno di gioco dello stadio di Gorgonzola contro la Gian Erminio, che come dicevamo comunque non se la sta passando malissimo, nel senso che è vero, come diceva Volpe, che si tratta di una squadra da non sottovalutare, perché è una di quelle squadre che possono sempre nascondere qualche trappola, chiaramente non costruite per ambire a grandi posizioni di classifica, ma comunque per raggiungere il prima possibile una salvezza tranquilla, e la Gian Erminio in questo momento può dirsi tutto sommato tranquilla, anche se chiaramente siamo in una fase ancora iniziale del campionato di Serie C, perché comunque sta, navigando al 13° posto in classifica con 15 punti, appena meno 4 rispetto al Lecco, quindi capite anche voi perché è fondamentale che il Lecco faccia bottino pieno in questa trasferta. La Gian Erminio tra l'altro ha vinto settimana scorsa su un campo difficile come quello della Triestina che sì è in grande difficoltà, ma comunque non può essere mai considerata un'avversaria semplice da affrontare, ed è stata una vittoria importante perché la Gian Erminio arrivava da 2 sconfitte consecutive contro 2 squadre che possono essere considerate rivali dirette come l'Arzignano e il Caldiero Terme. Quindi una vittoria importante per 1-0 che ha ridato spinta alla squadra di Chiappella, che quindi arriva rinvigorita questa partita contro il Lecco, anche chiaramente con l'intenzione, come quella nutrita dagli stessi blucelesti, di dare il massimo e provare a fare risultato. Per accompagnarvi a questa partita però in questa puntata di Warm Up abbiamo un altro contributo speciale. Lo abbiamo fatto, ve l'abbiamo proposto anche in occasione della partita contro la Feralpi Salò, e anche in questo caso vi riproponiamo il contributo di un ex bluceleste, Matteo Marotta, in questo caso centrocampista, lo ricorderete, che ha giocato una stagione al Lecco tra il 2020 e il 2021, quindi in un periodo un po' chiaramente difficile e sfortunato perché si tratta di epoca Covid, con D'Agostino in panchina, il Lecco che poi concluse anche un po' prima del previsto, si può dire, la sua stagione dopo un solo turno di playoff. Matteo Marotta però era praticamente sempre in campo con il Lecco perché collezionò 36 presenze in totale,
E sarà lui appunto ad accompagnarci a questa partita. Ci ha raccontato in una lunga intervista che troverete poi a breve sui nostri canali ufficiali di LCN Sport, su YouTube e sul sito. In questo estratto che vi propongo ci ha raccontato un po' come vede dal suo punto di vista questa partita tra Gian Erminio e Lecco, che probabilmente lo vedrà anche tra i titolari in campo perché sostanzialmente lo è sempre stato in questa prima parte di stagione, e anche quali sono le sue sensazioni in generale sulle due squadre, sulla sua che chiaramente vive da protagonista e sul Lecco che vede un po' dall'esterno, che segue chiaramente con piacere da avversario in questo caso. Vi propongo quindi ora l'intervista a Matteo Marotta, non perdetevela poi su LCN Sport. Sensazione che andremo a affrontare una squadra forte che forse ha avuto qualche difficoltà, ma sono sicuro che farà un gran campionato, mentre noi quest'anno siamo una squadra che dobbiamo guardare il nostro obiettivo, che è sempre stato quello anche l'anno scorso, primario che è la salvezza. Probabilmente rispetto all'anno scorso abbiamo qualcosina in meno, anche dovuto a qualche infortunio, e quindi vedo una partita in cui il Lecco sicuramente sarà favorito, però la Serie C è sempre difficile, quindi anche per loro non sarà una partita facile. Il Lecco, concludo dicendo che scendere dalla B alla C, abbiamo visto anche la Feralpi Salò, che è un'altra squadra comunque costruita, che ha fatto un grande lavoro in questi anni, ha avuto le sue difficoltà, adesso è venuta fuori e ripeto, anche il Lecco immagino che alla fine farà un campionato di alta classifica. Poi il Padova sta andando davvero forte, quindi per vincere bisogna ingradare, mettere una marcia in più ancora. Mentre noi abbiamo qualche... La cosa che mi rende felice è che la squadra comunque è sempre, ogni partita la giochiamo, ci siamo sempre in campo. Le cose che vanno un po' meno bene sono magari prendere quel gol che non devi prendere, quella partita poi portare a casa un pareggio, o magari la giochi talmente bene ma non fai il gol che devi fare, e queste qua sono un pochino le difficoltà nostre, ma ripeto, la Giana è una società che per anni da anni sta facendo la C, sicuramente il budget non è come i top, quelli dei top, quindi ci sta che ogni anno abbiamo qualche difficoltà, che possa essere di fare gol, che l'anno prima magari fare più gioco, ci sta, perché la Giana è costruita, diciamo, per fare campionati di salvezza. Poi l'anno scorso è stato un anno in cui siamo andati oltre, quindi non tutti gli anni possono essere così, ecco. Sono contento, dai, comunque l'età avanza e sto comunque bene, sto giocando, sono sempre stato a disposizione praticamente. Questa età, secondo me, è una delle cose da tenere più conto, no? Riuscire sempre a allenarsi, essere sempre a disposizione, perché se inizia a avere qualche acciacco di troppo poi diventa difficile davvero. Quindi sono felice, le prestazioni secondo me, come quelle della squadra, sono sempre buone e non posso che farmi un complimento stavolta, dai. Dicevamo quindi che il Lecco in questa 15ª giornata di Serie C vuole assolutamente liberarsi, sfatare un tabù che lo vede protagonista in negativo in trasferta, perché la vittoria manca da davvero più di un anno. Ma per quanto riguarda i precedenti contro la Gian Erminio, sono 8 appunto le volte in cui le due squadre si sono affrontate nelle rispettive competizioni, e il bilancio parla di 4 vittorie per il Lecco, 2 pareggi e 2 sconfitte, quindi sappiamo che in realtà i precedenti non hanno un grande senso di esistere da un certo punto di vista, perché ogni partita poi è a sé, ogni partita è un nuovo capitolo da scrivere, da vivere, ma comunque appunto è anche giusto in un certo senso raccontare quello che è stato, sperando che davvero questa volta il Lecco riesca a sfatare questo tabù e a ritrovare una vittoria fuori dalle mura amiche, che sembra davvero, anzi lo è, un lontanissimo ricordo. Quindi arriviamo però a capire quello che potremo vedere sul campo domani, sul campo dello stadio di Gorgonzola, a partire proprio dalla Gian Erminio. La Gian Erminio, secondo quello che abbiamo potuto raccogliere, dovrebbe cambiare poco o forse addirittura niente rispetto all'ultima uscita, alla gara contro la Triestina. Quindi vedete in grafica già, la vedete appunto proiettata la probabile formazione, quindi si tratta di un 3-5-2 con Mangiapoco in porta, Previtali, Ferri e Colombara in difesa, Caferri, Michetti, Marotta, appunto Pinto, De Maria a centrocampo, Montipò e Stucler in attacco.
Anche per quanto riguarda il Lecco non prevediamo grandi cambiamenti, anche perché avete visto comunque nelle ultime uscite che Volpe si è sostanzialmente affidato sempre agli stessi titolari, anche perché è anche giusto che in questa fase si possano iniziare a costruire delle certezze, appunto delle presenze fisse su cui contare sempre. In questo caso ci sono alcune assenze con cui fare i conti, però vedete anche in questo caso in grafica si dovrebbe tornare a vedere il 4-3-3 con Furlan in porta, Lepo, Resegliak, Battistini e Critta in difesa. Critta, tra l'altro, permettetemi un accenno, ha rinnovato in questa settimana fino al 2027, quindi sarà bluceleste ancora a lungo. Frigerio, Galli e Ilari a centrocampo, appunto in sostituzione di Ionizza che non potrà essere presente, Galeandro, Scipos e Tordini in attacco. In alternativa chiaramente a Ilari lasciamo aperto un ballottaggio con Di Gesù, che abbiamo già visto agire nel ruolo di trequartista ma anche in quello da mezzala, quindi vedremo un po' cosa deciderà di fare Volpe anche in base alle sensazioni che ha avuto in allenamento in settimana. Tra l'altro ricordiamo che Ilari comunque non ha potuto rendersi più di tanto disponibile negli ultimi giorni perché è dovuto rientrare a casa per un lutto familiare, quindi sarà a disposizione sì, ma non ha avuto grandi possibilità di allenarsi. Vedremo cosa deciderà di fare Volpe su questo fronte. Non mi resta quindi che darvi appuntamento al pomeriggio di sabato. La partita allo stadio di Gorgonzola inizierà alle 17:30. Pochi minuti prima, come al solito, ci collegheremo con LCN Stadio per la cronaca in diretta del match, tutti gli aggiornamenti, e poi ci ritroverete nel nostro studio con LCN After Match per analizzare, commentare tutto quello che sarà successo in campo, con i contributi ovviamente degli inviati che non mancheranno di seguire il in trasferta. Quindi non perdetevi tutti questi appuntamenti, seguiteci per tutti gli ultimi aggiornamenti in vista di Gian Erminio Lecco. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci vediamo domani.